9 del mattino, dai gradini della stazione di Santa Lucia il colpo d'occhio è notevole. Il piazzale antistante è gremito. Centinaia di studenti di moltissimi istituti del centro storico della terraferma e della provincia si sono dati appuntamento qui per il secondo venerdì di protesta contro i tagli della riforma Gelmini. Rispetto alla scorsa settimana, questa volta sono molti di più perché alla manifestazione hanno aderito diverse sigle e associazioni studentesche scese in piazza in tutte le città d'Italia. Stiamo scendendo in piazza tutte le settimane, stiamo cercando di mobilitarci il più possibile perché non è la singola manifestazione che in questi anni ha rallentato la riforma. Mancano insegnanti, mancano fondi, le scuole cadono a pezzi, ci servono i soldi che ci sono stati tolti, ci serve una riforma seria e vogliamo discuterla. Laboratori chiusi, meno ore di lezione, strutture inadeguate, così si traducono i tagli alla scuola. La mia scuola, il Liceo Foscarini, è sicuramente in migliori condizioni rispetto alle altre perché il nostro preside è stato in grado, attraverso altri finanziamenti, di tenere su la scuola, però ci sono molte scuole che sono in pessime condizioni. Il mio istituto, a parte che piove dentro e i laboratori sono inutilizzabili, è un buon istituto. I tagli quest'anno praticamente abbiamo 35 fotocopie per alunno tutto l'anno, ci hanno tagliato tutto, non abbiamo neanche la carta igienica in bagno, proprio un disastro. Tra cartelli e striscioni anche le bandiere della CGIL perché oggi è partita la mobilitazione in tutti i comparti della conoscenza e il sindacato ha programmato sciopero e intermittenza della prima e dell'ultima ora fino a dicembre. I motivi che spingono all'agitazione gli insegnanti riguardano il blocco degli stipendi, dei contratti e degli scatti di anzianità, i tagli di migliaia di posti di lavoro specie precari e l'aumento dell'età pensionabile delle donne. In strada anche gli studenti universitari e i ricercatori, tutti uniti in un fronte comune contro una riforma che dicono distrugge il futuro delle nuove generazioni. Che si toglie l'istruzione e si toglie il futuro al paese perché alla fine siamo noi il futuro.